Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti, naturalmente dello CGIL. Iniziamo una serie di capitoli, l'abbiamo già fatto anche in passato, però saranno scanditi per tematiche, perché l'argomento è molto importante, molto vasto e determinante, sulla non autosufficienza. Quest'oggi con i nostri esperti, ve li presento subito, parleremo delle cure domiciliari. E lo facciamo appunto con Gino Ferraresso del Dipartimento Sociosanitario dello CGIL del Veneto, ben arrivato, grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno. E Paola Fungenzi, segretaria generale CGIL di Padova, grazie anche a lei. Grazie a voi. Allora, ad ogni buon conto, per avere tutte le informazioni, per fare qualsiasi istanza, voi chiamate pure TV7, siamo felicissimi di salutarvi e tutto, però non è il luogo migliore. Il luogo migliore qual è, Gino Ferraresso? Il luogo migliore è quello che vedete adesso proiettato, è quello di chiamare le sedi sindacali, là avete i numeri di telefono. Ovviamente probabilmente vi fissano un appuntamento, perché per tutte le questioni, in particolare chiamiamole così burocratiche, è meglio fare affidamento appunto delle persone esperte di come fare tra virgolette le carte. Chiaro, ricordandoci che ogni territorio provinciale, facciamo l'esempio di Padova perché qui ho la segretaria, ha le sedi iperterritoriali, chiamiamole, giusto? Tipo? Si chiamano sedi mandamentali. Per esempio Padova cosa? Padova ha Limena, Ponte San Nicolò, Albignasego, Vigonza, Cadoneghe, Cittadella, Piazzola, Campo San Piero, Conselve, Monselice, Piove di Sacco, Legnaro, Abano credo. Sì certo, Abano, Montagnana, Este, e poi ce ne sono altre di cosiddette secondarie come Solesino, Stanghella. Eccolo, questo è importante perché vi fa capire che ci sono, guardatene su internet, sulla rubrica telefonica CGIL della zona dove state e avrete un aiuto, chiamate e sarete in qualche modo supportati. Negli orari d'ufficio, altra piccola cosa, che sono da che ora a che ora gli orari d'ufficio? Sicuramente dalle 9 del mattino fino alle 12:30 e poi al pomeriggio dalle 15 alle 16:30. Il telefono può essere occupato, abbiate pazienza. Allora, Gino Ferraresso, no, era una chiosa che era doveroso fare così. Parliamo di queste cure domiciliari per le persone che si trovano, e dicevo prima fuori onda, sole tante volte, non hanno la famiglia, certo, sole a casa, e alla fine il tempo passa e hanno bisogno di un supporto. Come diceva lei, Elena, noi oggi iniziamo un percorso, quello delle cure domiciliari per le persone non autosufficienti, ma possiamo anche parlare per le persone autosufficienti, magari sole. Iniziamo un percorso delle trasmissioni televisive con quale obiettivo? Noi abbiamo recentemente elaborato un documento abbastanza corposo, mettiamola così, dove abbiamo un po' analizzato tutte le sfaccettature della non autosufficienza, quindi la domiciliarità, esatto, ma anche la residenzialità, per esempio. E dopo aver analizzato queste cose abbiamo anche tentato di vedere come si possono risolvere i problemi che i cittadini non autosufficienti ultra 65 anni si trovano ad affrontare. Questo documento noi lo vogliamo spendere, questo documento è frutto fondamentalmente di una ricerca fatta dall'IRES CGIL, molto più complesso, nel senso che affronta tutte le questioni del sociosanitario. Noi abbiamo preso solo questa della non autosufficienza. Noi abbiamo idea che con questo documento, siamo vicini alle elezioni regionali, di andare al confronto a livello regionale ma anche a livello territoriale coi candidati, dove andremo a dirgli: guardate, questa è l'analisi, questi sono i problemi, secondo noi questi problemi si possono risolvere così, cosa dite? Condividete, non condividete, avete altre idee? Quindi aprire un confronto pubblico con i cittadini su questo tema, che è un tema grandioso.
quindi il tema di oggi si limiterà ad affrontare, tra virgolette, il tema della domiciliarietà. Però tradotto vuol dire, per chi... Vuol dire servizi LADI, piuttosto che il servizio che offre il comune, piuttosto che il co-housing, piuttosto che le impegnative di cura domiciliare, piuttosto che, mi viene in mente qualcos'altro, le badanti, piuttosto che i caregiver, cioè le persone che assistono a casa gli anziani e tutto via quello che dicendo. può essere fatto a casa, insomma. Esatto. Perfetto. Allora, segretaria, chiedo un po' a lei di entrare nel merito, sempre più nel merito, perché quando diciamo le persone che stanno a casa facciamo riferimento a una popolazione anziana nel Veneto, giusto? Sì, numerosetta. Certo. Sì, è evidente a tutti ormai che siamo dentro una società che sta invecchiando sempre di più e il Veneto ovviamente non si sottrae a questo. 268.000 sono stimati in Veneto le persone con gravi difficoltà sensoriali, motorie o della memoria. Questi sono dati dell'IRES. Per quanto riguarda Padova, noi abbiamo una percentuale di over 65 pari al 23,8%, che rispetto ad altri territori del Veneto siamo nella media, nel senso che ci sono picchi come nell'ASL Dolomite o Polesana, dove la percentuale è addirittura del 27,8%. Allora, la domiciliarità si intende tutte quelle cure che devono essere rivolte all'anziano solo perché magari la famiglia non è in grado di, e quindi dobbiamo trovare tutti insieme le risorse e le modalità per poter rispondere al meglio a questa situazione sicuramente di estrema difficoltà. Gino citava prima tutta una serie di provvedimenti o di sistemi, e sul co-housing che si accennava prima, noi diciamo che dobbiamo promuovere e sostenere le esperienze di co-housing e delle politiche di riqualificazione anche delle abitazioni che devono essere messe nelle condizioni di poter rispondere ai nuovi bisogni della persona anziana sola che sta a casa, con delle case che erano state sicuramente progettate per finalità diverse. Per completare il discorso degli anziani, quelli non autosufficienti in Veneto sono cresciuti esponenzialmente, ma anche in Italia. Sì, è proprio un dato in crescita. Dal 2019 ne avevamo stimati in Italia 3.860.000, in Veneto 251.000, per arrivare adesso in Italia nel 2023, ultimo anno censito, a 4.027.000, e in Veneto da 2,51.000 siamo passati a 2,68.000. Infatti i numeri sono 1000, perché uno dice 268 sono pochini, invece stiamo parlando di 268.000. La prossima volta mettiamo gli zeretti, perché così si capisce la portata dei numeri praticamente. L'ho aggiunto apposta. Ecco, brava. E quindi questi un po' sono i dati per renderci conto di che fenomeno stiamo parlando, che è un fenomeno molto molto impattante, molto urgente. Lei ha accennato il discorso del co-housing che deve essere mentalizzato in qualche modo, no? Sì, allora riprendo il ragionamento. Il co-housing noi sosteniamo che deve essere sperimentato, ma è proprio, come diceva lei, un passaggio anche culturale, perché tutti pensiamo di poter invecchiare nel nostro ambiente, tra le cose che conosciamo, nella nostra casa, possibilmente. Poi quando si possono ipotizzare soluzioni anche intermedie per chi è ancora in condizioni di buona salute, ma che però è solo, pensare a delle soluzioni alternative. Ecco, quello scarto, che è uno scarto proprio interiore, personale, non sempre viene in automatico, perché pensare di
rivoluzionare la propria vita e dover andare ad abitare con altre persone, anche se in prossimità, ad esempio in mini appartamenti oppure in strutture dove hanno una serie di locali comuni e una serie di soluzioni personali, si fa molta fatica. Perché vuol dire lasciare casa propria. Vuol dire lasciare casa propria, i propri riferimenti, delle cose che ci hanno accompagnato per una vita, ma anche il proprio territorio, il proprio ambiente sociale, magari di quartiere. Devo dire che in Italia negli ultimi anni si sono già spesi una serie di sperimentazioni, a Firenze, a Genova, a Trieste, con il condominio solidale, che è praticamente un condominio normale, con gli appartamenti così come erano stati pensati, dove dentro però c'è una figura o una rete solidale che può aiutare le persone che invece sono da sole. Questi condomini ospitano situazioni di persone sole, famiglie giovani con bambini, studenti lavoratori, parlo di Trieste, e anche persone non autosufficienti, perché hanno ristrutturato 2 appartamenti con domotica, in modo che anche queste persone gravemente non autosufficienti riescano ad avere un ambiente familiare senza dover essere ricoverato in una struttura specifica. Ecco, questo l'hanno ristrutturato, hanno fatto, chi è intervenuto, il Comune? Allora, questo è un progetto che il Comune di Trieste ha preso in carico assieme ad altre strutture pubbliche, quindi Comune, Regione e la casa di riposo che è in quel quartiere, che hanno progettato questo modello, ed è un modello che è in atto da 10 anni, che funziona molto bene. Ha una serie di luoghi comuni quando si ha voglia, quando la persona desidera stare in compagnia o passare del tempo, magari anche per un pranzo, per una partita di carte o semplicemente per andare a leggere, però c'è qualcuno a fianco. È una bella esperienza. E non si è completamente soli, questo è importante. Non si è completamente soli, però hanno i propri riferimenti, il proprio appartamento, i propri mobili, hanno scelto proprio le cose che si sono portate via dalla precedente abitazione. Che magari non era comoda, poteva essere pericolosa, aveva tanti inconvenienti, oppure magari era un piano elevato senza ascensore, insomma. No, qua è tutto quanto appunto pensato a rispondere alle nuove esigenze, in questo senso. E collegato anche eventualmente con una copertura, diciamo, dal punto di vista sanitario, qualora ce ne fosse la necessità. Ecco, allora riflettiamo su questo, anche se secondo me queste cose qui devono essere fatte dalle istituzioni in qualche modo, perché se anche il privato dice sì, sono disposto a farlo, però se non c'è l'input di supporto di qualcuno noi che lo chiediamo al pubblico questa cosa, poi sappiamo che il privato si è già attivato, ci sono altre esperienze anche in altre parti d'Italia dove il privato si è messo già in gioco, però noi prioritariamente lo chiediamo alle nostre istituzioni, perché la presa in carico della persona anziana e delle persone non autosufficienti deve essere presa in carico sicuramente dai comuni, dalle regioni, ma anche dal governo. È un dato ormai inconfutabile al quale non si può più far finta che il problema non esista, va affrontato perché è un tema che riguarda l'intera società. Assolutamente. Tra l'altro, segretario, chiedo anche a lei, è un problema che guardando, perché noi guardiamo sempre il nostro piccolino, cioè il nostro territorio, la nostra regione, lo Stato, ma è un problema mondiale, perché ormai sta diventando mondiale, perché al di là di paesi, al di là del Giappone, cosa nota, però guardare cosa fanno lì, la Corea del Sud, un altro paese dove c'è un indice di natalità bassissimo, ci sono molti anziani, in Cina stessa sempre più anziani, longevi, benissimo, hanno fatto un balzo nell'aspettativa di vita, in Europa, insomma un po' ovunque ci sono questi anziani che diventano sempre più anziani, ottima cosa, vuol dire che ci sono delle cure di supporto.
e che hanno le medesime alla fin fine problematiche, quindi fare benchmarking, no? Si dice in termine tecnico, ma confronto con altre realtà, come è stato affrontato lì, se ha trovato una soluzione, perché non è che noi siamo i primi nel trovare le soluzioni, anzi a volte arriviamo proprio a stento, se no per ultimi. Allora, se parliamo di co-housing, da anni ci sono esperienze innovative nei paesi del nord Europa, parlo di Svezia, da 30 anni. Norvegia. Da 30 anni, cioè. Sì. I condomini, tra virgolette, solidali, loro li chiamano in un'altra maniera, esistono da diversi anni, ma perché l'ottica nei paesi nordici era tenere il più possibile a casa, ovviamente, le persone anziane, perché poi costa anche meno al Servizio Sanitario Nazionale, e quindi loro si sono mossi, insomma, da tanto tempo, quindi ha ragione non solo sul co-housing, ma anche se parliamo di residenzialità, se parliamo di interventi domiciliari. Diciamo che siamo un po' in ritardo in Italia, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello locale, ad affrontare i problemi che abbiamo visto i numeri, cioè 300.000 persone non autosufficienti nel Veneto, fondamentalmente fanno riflettere. Assolutamente. Io interrompo un attimo perché dobbiamo parlare anche del servizio di assistenza domiciliare, come si articola, dell'assistenza domiciliare integrata, delle impegnative, mamma mia. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, stiamo parlando sempre di problemi connessi alla non autosufficienza e domiciliarità, e qui parliamo di servizio di assistenza domiciliare, segretario. Sì, allora ci sono diversi servizi che dopo affrontiamo. Questo del servizio viene chiamato SAD, servizio di assistenza domiciliare, è un servizio che offre il comune, è un servizio prettamente, chiamiamolo così, sociale, nel senso che chi interviene, cioè un operatore di assistenza, assicura tra virgolette il benessere della persona, quindi la cura, le pulizie e via dicendo, non interviene sotto l'aspetto sanitario, per essere chiari. Di questo servizio però purtroppo nel Veneto siamo messi un po' male, nel senso che solo l'1,3% delle persone anziane non autosufficienti ricevono questo servizio da parte dei comuni, che sarebbe importante non solamente per, come dire, per il benessere della persona e in particolare per le persone sole, avere un punto di riferimento che periodicamente, sarebbe meglio giornalmente, però viste le cifre, insomma, è un po' complicato. Controlla, mettiamolo così, anche lo stato della persona, anche lo stato fisico lo può segnalare anche ai servizi sanitari eventualmente. Perché così basso il numero? Perché fondamentalmente alla fine forse ci siamo fermati a una famiglia di anni fa, dove la famiglia era un po' più allargata, e quindi questo servizio fondamentalmente lo garantiva la famiglia allargata, nel senso che vivevano i nonni, papà, mamma, 3, 4, 5, 6 figli, quindi questa cosa era un po' coperta dalla famiglia. Con l'andata del tempo sappiamo benissimo come è andata, come sta andando, e cioè famiglie dove abbiamo come media un figlio. Raramente gli anziani vivono con i figli, e quindi ovviamente a quel punto bisognava trovare una soluzione per dare una risposta alle persone, insomma, che si trovano in difficoltà magari da sole. Siamo in ritardo, però è uno dei temi grandi, tutto il filone è che siamo in ritardo alla fine. La programmazione bisognerebbe che fosse fatta un po' meglio, mettiamola così. Fate bene a muovervi con le istituzioni, perché rimettere sempre sul privato non lo trovo corretto. Ognuno ha le proprie responsabilità, fa sempre comodo agire sugli affetti familiari che mai vengono a mancare. Infatti. Chiaro. Ha ragione chi ha scritto questa cosa. Ovviamente
ancor più oggi si scarica sulla famiglia, che però, ripeto, è cambiata e quindi risulta più pesante poi affrontare anche la cura, l'assistenza degli anziani. L'assistenza domiciliare fondamentalmente fa questo servizio. Cosa proponiamo noi? Oggi è previsto che i comuni giustamente non devono più gestire l'assistenza sociale da soli, cioè un comune con 1.000, 2.000, 3.000 abitanti non può avere un servizio di assistenza domiciliare efficiente. Allora c'è una normativa nazionale che impone ai comuni di mettersi insieme, le chiamano ATS, aggregazioni territoriali sociali, e d'ora in poi dovranno gestire questo servizio di assistenza domiciliare insieme. Quindi nel Veneto sono stati individuati 24 ATS. Questa aggregazione di comuni dovrà assicurare, e si spera in maniera migliore sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, il servizio ai cittadini non più di quel comune singolo, ma di un comune del circondario. E questo significa anche intervenire a fare un regolamento unico. Oggi il servizio di assistenza domiciliare, per esempio, alcuni comuni prevedono la compartecipazione da parte del cittadino, cioè paghi magari in base all'ISEE. Qualche comune prevede che non la paga, qualche comune la fa pagare di più dell'altro, quindi abbiamo una differenziazione anche nel servizio sotto l'aspetto economico, perché in questo caso si interviene ovviamente anche sotto l'aspetto. L'altro filone. E chi sono i non autosufficienti di cui parlate? Solo over 65 e gli altri disabili di ogni età come sono contemplati? Non hanno assistenza? In Veneto quindi sono molti di più. Allora, noi oggi parliamo di non autosufficienti anziani. Sappiamo che c'è dopo tutta un'altra parte di popolazione che si chiamano disabili, no? Che è un altro pezzo. Noi oggi concentriamo questa attenzione, ma non è che ce li dimentichiamo. I numeri che abbiamo dato prima sono anziani non autosufficienti ultra 65 anni, quindi non ricomprendono quella fetta di popolazione che che ha segnalato l'ascoltatore. Certo. L'altro pezzo collegato, se volete, alla questione dell'assistenza all'anziano a domicilio è l'ADI, assistenza domiciliare integrata. Questa viene fornita invece dall'USL, è un'assistenza fondamentalmente di tipo sanitario, in particolare interviene attualmente nell'attimo in cui l'anziano, o non solo l'anziano, viene dimesso dall'ospedale, ha bisogno di alcune cure e quindi si fanno a domicilio. Anche in questo caso solo il 3,2, un po' di più dell'1,3, 3,2% della popolazione del Veneto ha questo servizio. Non solo, ma addirittura questo 3,2% significano 165.000 persone, 8 su 10 sono anziani ultra 65 anni, però alla fine un anziano ultra 65 anni vuol dire che nell'arco dell'anno riceve 8 ore, dico 8 ore, non al mese, non alla settimana, all'anno. È pochino. Voi capite cioè non dovrebbe essere neanche alla settimana, cioè l'assistenza non è colpa del personale, ovviamente. Certo. Ma voi capite che il personale vuol dire che fa un'assistenza alle persone di un quarto d'ora, di mezz'ora, se va bene. Quindi anche in questo caso noi abbiamo bisogno di rilanciare questo servizio, potenziarlo, renderlo effettivo, altra questione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché non tutti i territori garantiscono questo servizio, tutti i giorni e in tutti gli orari, e anche quindi omogeneizzare il trattamento, anche in questo caso a seconda delle USL, come nei comuni, che io do il servizio
a seconda anche di quanto mi paga qualcuno, no? E quindi il tentativo dovrebbe essere quello in un ambito più largo di garantire la stessa cosa si dovrebbe garantire per l'ADI a livello territoriale. Quindi questi sono i due interventi, diciamo, uno dei comuni, uno dell'USL, poi c'è un altro intervento, in questo caso sono interventi economici, quindi non sono servizi erogati. La Regione ha previsto, come per le case di riposo, ha previsto dei contributi, li chiamano impegnative di cura domiciliari, e queste impegnative sono dei contributi che vengono date alle persone in base a 9 tipologie di cittadini, mettiamola così. Si va dalla tipologia, diciamo, più strettamente sociale, e quindi intervengo in quel caso, ma anche in patologie, quindi la SLA piuttosto che patologie psichiatriche, salute mentale, insomma li comprendono. L'intervento economico, il contributo che dà la Regione, viene differenziato a seconda della gravità poi dei casi di questi impegnativi di cura domiciliare, ed è in quasi tutte le tipologie collegato all'ISEE. Quindi c'è questo aspetto qui. Ho entrambi i genitori molto anziani ma stanno bene, sono figlio unico con moglie e 2 figli, spero un domani non mi trovi a dover assistere fisicamente i miei genitori perché non saprei proprio come fare, economicamente sopravviviamo. Allora, per non togliere per un po' di suspense, uno dei prossimi interventi che noi faremo su questa rete sarà parlare di risorse, perché è vero che quello che pone l'ascoltatore, c'è un tema di risorse, perché la non autosufficienza oggi come oggi viene scaricata molto per quanto riguarda la famiglia. Chiudiamo, che siamo proprio in chiusura, che devo fare la battuta sul co-housing. Sì, fare la battuta sul co-housing. Allora, sul co-housing dico che a Padova abbiamo cominciato una sperimentazione con il Comune di Padova, l'Università, l'ESU, le organizzazioni sindacali e i sindacati degli inquilini, e c'è stata una prima sperimentazione nel 2023 con 5 casi di convivenza tra persone anziane e giovani studenti. Poi l'anno scorso 17, quest'anno siamo a 20, ma siamo in fase di espansione. Quindi è una cosa molto importante. È una cosa importante che funziona per tutti. Allora, prego, chiudiamo con... No, ci sono tanti altri argomenti che riguardano la domiciliarietà, nel senso che c'è tutta la questione dei caregiver per quanto riguarda anche le badanti, gli assistenti familiari. Io direi che per non dire troppe cose in fretta e non rendere concreto insomma la questione, io rinvierei questi altri 2 argomenti sulla domiciliarietà a un prossimo appuntamento. Assolutamente, quindi parleremo anche di badanti, parleremo di altro ancora. Allora, detto questo, io ringrazio i nostri interlocutori, i nostri ospiti di essere stati qui con noi, sia per Padova che quanto per livello regionale. Grazie a voi di averci seguito. Vi raccomando, chiamate le sedi dello SPI-CGIL, ce ne sono tantissime, come ha spiegato la segretaria, su ogni territorio provinciale, e naturalmente abbiate pazienza per quanto riguarda trovare la disponibilità telefonica, ma potete fare anche scambiare anche 2 chiacchiere con gli operatori, che saranno ben felici di ascoltarvi. Buon proseguimento, a presto.